Saluti tifosi napoletani, la notizia appena uscita non fa bene al Napoli, ma prima di dare un'occhiata è molto importante che ti iscrivi al canale Notizie Napoli Calcio Ufficiale in modo da ricevere le vere informazioni sul Napoli. Agente di Osimhen a Parigi, De Laurentiis chiede 160 milioni. Victor Osimhen ha ancora 2 anni di contratto con il Napoli. Il manager Calenda, come si legge sul quotidiano Il Mattino, ha trascorso le ultime ore assieme al suo pupillo a Parigi e si sa bene che da quelle parti si sia incominciato a pensare a lui, giusto per aggiungere un altro nome alla collezione milionaria di figurine. D'altronde, c'è posto per le stelle al PSG anche perché Messi e Neymar stanno per andare via. Sondaggi, molto seri, del PSG ce ne sono stati. E come? Ma non solo. Perché dalla Premier ha iniziato a muoversi, e con decisione, l'ambizioso Newcastle, di proprietà di un fondo in mano al principe saudita Mohammed bin Salman, quindi di un patrimonio di proprietà della famiglia reale di Riyadh, uno dei tanti club-stato che possono fare quello che gli pare. E in Inghilterra c'è la fila, dal Manchester United all'Everton, aspettano il momento per presentare la propria offerta al Napoli. Lo United ha un leggero vantaggio su tutti, perché già ad agosto dello scorso hanno attentato lo strappo, sbagliando però strategia. Voleva inserire anche Cristiano Ronaldo nell'affare, cosa che è servita a tenere l'operazione sempre in freddo. Ora serve una cifra importante per convincere De Laurentiis, almeno 160 milioni di euro. Tifoso napoletano, lascia il tuo commento che è molto importante in quello che ti aspetti. Osimhen dovrebbe essere venduto se il valore è troppo alto o il Napoli dovrebbe mantenere la nostra maschera preferita. Notizie Napoli Calcio Ufficiale. Forza Napoli sempre e tutto per lei.